Admin, grazie. Con questo progetto oggi, con questo tavolo, presentate anche la messa in collegamento di alcune aziende agricole importanti che aprono al turismo. Perché questo è importante? Perché è un'esperienza che consente di far vedere, di capire da dove nasce realmente ciò che noi troviamo in tavola. E in questo senso vorrei capire da lei un po' di buone pratiche che avete messo insieme in questo tavolo, con una particolare attenzione anche, perché so che avete parlato di risparmio energetico e idrico attraverso alcune tecnologie già note, e poi per esempio la coltivazione a goccia. Ecco, allora se magari ci aiuta a capire, diciamo, quali novità sono state discusse. Sì, io ringrazio tutti e in particolar modo chi è intervenuto nel tavolo 3, che con stupore non abbiamo parlato solamente di agricoltura. In realtà di agricoltura in senso di coltivazione ne abbiamo parlato ben poco e doveva essere il filo conduttore. Abbiamo parlato con gli operatori del settore dell'agricoltura e quindi con chi vive il territorio e non solo, anche del settore turistico, quindi proprio degli stabilimenti balneari, del risparmio energetico, affrontando due tipi di tematiche, sia la problematica del risparmio energetico per quanto riguarda l'energia in senso stretto, quindi quello che produciamo, accendiamo le luci, ma anche di un risparmio idrico. E questa è la cosa che è più preoccupante per tutto il territorio, perché sostanzialmente dicono: noi non possiamo lavorare sempre in emergenza come ci siamo trovati a fare, dobbiamo pensare oggi per lavorare tranquilli in un futuro. C'è chi già lo sta facendo, sta pensando a degli invasi, perché delle problematiche che sono sorte, appunto, l'acqua quando arriva dove la mettiamo perché non venga dispersa e non vada a mare anche quella o in con altre destinazioni, quindi la necessità di avere degli invasi, di avere dei desalinizzatori. Su questi stanno anche già delle aziende facendo degli studi, chi con delle aziende dell'Israele piuttosto che dell'Egitto, altri con l'Università di Padova, quindi c'è questo coinvolgimento. E dall'altra parte c'è questo famoso sistema di irrigazione a goccia che delle aziende lo stanno già sperimentando, oltre a un sistema di irrigazione con le manichette. Per fare questo studio è necessario anche un forte impatto tecnologico, perché naturalmente per sapere l'esatto quantitativo d'acqua loro lavorano fortemente con la tecnologia che apre un nuovo scenario, che probabilmente qualche anno fa in agricoltura si pensava semplicemente al contadino che lavora la terra. Oggi hanno bisogno, per lavorare in agricoltura, di macchinari di un certo tipo, di ingegneri, di elettricisti, hanno bisogno di veramente un mondo che fino a qualche anno fa era impensabile. Hanno però anche dei problemi, soprattutto per quanto riguarda poi il fotovoltaico o l'agrovoltaico, perché per quanto ci sia la volontà di investire su queste due opportunità che ci sono state date, trovano degli ostacoli nel applicare quello che è il PNRR per delle difficoltà burocratiche che ci sono, oltre naturalmente poi è emerso un nuovo aspetto stamattina, la tutela ambientale. La tutela ambientale con gli enti che in qualche modo mettono dei paletti troppo stringenti e soprattutto in alcune località, non faccio una storia delle gare per correttezza, però insomma chiedono semplificate, cioè con tutto quello che noi abbiamo oggi possiamo utilizzare anche dei materiali che sono compatibili ma in tempi più stretti. Questa è la richiesta che loro fanno a noi sindaci di farci portavoce poi in governo. Detto ciò, loro lavorano tanto anche con la tecnologia e non è finalizzato soltanto a un ricavo economico, perché non è mai venuto fuori questa tematica, e infatti quello che è emerso è: noi vogliamo veramente che il turista che viene qua deve conoscere quello che mangiamo, quindi abbiamo l'opportunità di vedere dalla produzione in base alle varie stagioni fino a quello che viene messo in tavola, facendoglielo assaggiare anche sul posto. Quindi ci sono queste aziende un po' sparse su tutta la costa che hanno iniziato a fare rete, e questo è molto importante perché è la sinergia che li rende forti, esattamente come noi sindaci stiamo facendo rete per quanto riguarda il lavoro sulla costa, loro fanno rete nel settore agricolo ma estendendolo anche agli operatori turistici. Ecco perché
c'è la necessità di utilizzare tramite i social i cosiddetti caroselli piuttosto che altre forme pubblicitarie. Oggi sono venuti fuori due slogan. Uno è innovazione non solo più tecnologica ma di pensiero, perché tutti dobbiamo iniziare a vedere l'agricoltura in un modo diverso, e l'altra è noi non vendiamo più solamente il nostro prodotto ma vendiamo un pezzo di Italia, perché qualsiasi prodotto che viene venduto ci rappresenta in toto. Naturalmente il clima che cambia, cambiano anche le produzioni, perché se prima ci si puntava di più sul settore ortofrutticolo, oggi fanno altri investimenti, si trovano costretti a investire più sui cereali, investire più sugli ulivi, anche sulle nostre zone. Quindi abbiamo la fortuna di avere un territorio diversificato, di avere delle aziende che possono veramente collaborare fra di loro, e quello che chiedono loro è semplicemente la semplificazione.